Sì, certo, per noi la cosa più importante è avere ripreso le manifestazioni che, come in questo caso il Mid-Italy è la più importante. Presentiamo come al solito diciamo delle novità che rappresentano un po' l'essenza della nostra azienda, quindi che cerca di rappresentare un po' uno stile italiano nel mondo, quindi hanno questa caratteristica di avere un packaging particolarmente curato, che è per fare in modo che ogni prodotto bottega venga facilmente riconosciuto prima ancora di leggerne il nome. Ovviamente abbiamo in questi ultimi 2 anni con la pandemia fatto in modo di attivare ancora di più una ricerca focalizzata alla qualità, alla sostenibilità, e devo dire che siamo usciti anche con dei prodotti innovativi come per esempio uno spumante a 0 gradi ottenuto direttamente da Mosto, e anche con distillati particolarmente curati negli invecchiamenti come la nostra grappa di Amarone. Devo dire che l'affluenza è stata ottima fino a questo momento, abbiamo avuto degli operatori sia stranieri che dall'Italia, numerosissimi al nostro stand, che avevano voglia di festeggiare e di brindare alla ripartenza, quindi credo che sia un momento di ottimismo che ci voleva per un settore che comunque negli ultimi 2 anni ha sofferto soprattutto nel canale Horeca e nel canale dei duty free. Ecco, dicevamo aumento dei prezzi, quindi siamo molto preoccupati per l'aumento che è in atto, soprattutto per quanto riguarda gli imballaggi e le bottiglie in vetro, quindi ci sono stati aumenti dal 10 al 15%, nel caso degli imballaggi anche del 50%. Questo si somma ai costi dell'energia e si somma diciamo anche a degli aumenti del vino, che sono in particolar modo il Prosecco, che negli ultimi 12 mesi ha raggiunto crescite del 48%. Come in questo caso Assindustria Veneto Centro abbiamo attivato un tavolo insieme appunto alle principali vetrerie di confronto per cercare di calmierare questi aumenti, innanzitutto proponendo anche delle iniziative come gruppi d'acquisto da parte dei produttori, oppure anche di realizzare nuovi packaging che possano essere più ecologici e possano soprattutto ridurre l'impatto non solo ambientale ma anche economico per le aziende. Abbiamo pensato che in un momento così particolare, con l'inflazione che ha ripreso a galoppare in maniera sensibile e come non ci ricordavamo più da diversi anni, era giusto premiare anche tutti i nostri collaboratori che anche in questo periodo di pandemia in maniera molto diligente hanno fatto i vaccini, si sono molto adoperati per superare un momento comunque impegnativo per l'azienda, quindi una iniziativa credo doverosa e sicuramente apprezzata.